ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura ancora il maltempo, la nostra isola è nel pieno di un ciclone mediterraneo proveniente dalla Tunisia. Freddo pungente, venti tempestosi, piogge abbondanti e nevicate storiche, colpita soprattutto la parte orientale. Previsti accumuli di neve superiori a 1,5 metri in 48 ore, attese piogge torrenziali con il rischio di alluvioni. Situazione critica a Catania con diverse mareggiate lungo le coste, nevica a Ragusa e Siracusa, diverse le frane e gli interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Hanno risposto al giudice durante l'interrogatorio di garanzia il medico Alfonso Tumbarello, che curava il boss Messina Denaro, e il cugino Andrea Bonafede, omonimo del geometra che fornì la sua identità al padrino. Nei giorni scorsi i due sono stati arrestati. Il medico ha dichiarato di non aver mai sospettato che il vero paziente fosse il boss e di averlo curato solo tramite prescrizioni, ma senza averlo mai visitato. Andrea Bonafede invece ha affermato di aver solo obbedito alle richieste del cugino, che diceva di essere gravemente malato. Sequestrate le baracche che da anni erano poste lungo il perimetro del cimitero dei Rotoli di Palermo e che venivano utilizzate per vendere i fiori dei defunti. L'operazione è stata effettuata stamani dalla Polizia Municipale e segue quella già avviata qualche anno fa al cimitero di Sant'Orsola. Proprio per i fiorai abusivi di quest'ultimo cimitero, alcuni giorni fa sono iniziati i processi, liberati i marciapiedi delle strutture che occupavano il suolo pubblico. Per evitare sanzioni più salate rispetto al previsto, alcune baracche sono state demolite nell'immediatezza su consenso di alcuni commercianti. È in chiusura la situazione Covid in Sicilia, ancora un netto calo delle nuove infezioni. Nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio i nuovi positivi sono stati il meno 21,91% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90, quelle tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 60 e i 69 anni. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. È tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.